Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento. L'estate è ufficialmente iniziata da pochissimi giorni, eppure le temperature hanno già raggiunto valori quasi da agosto. L'Italia infatti nella morsa dell'anticiclone africano che hanno ribattezzato Pluto. È caldo record in Italia già da oggi. Oggi ci sono 6 città con il bollino rosso, domani saranno 13 e tra quelle invece con il grado un po' meno grave, cioè il bollino arancione, ci saranno anche Catania e Palermo. Se da un lato ci stiamo abituando ad affrontare estati sempre più calde, dall'altro rimane difficile accettare un clima così rovente già nel mese di giugno. E la domanda che ci viene spontanea in questi momenti è quanto durerà questa afa. Lo chiediamo dunque ad un esperto che è con noi in collegamento, Daniele Ingemi. Benvenuto, meteorologo. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E poi parleremo invece di come le città possono prepararsi ad affrontare questo caldo con Annibale Sicurella, agronomo paesaggista, che è qui con me in studio. Salve, un saluto a tutti. E più tardi avremo anche un altro ospite. Allora andiamo adesso da Daniele. Allora Daniele, questo anticiclone Pluto quanto ci farà soffrire? Diciamo questo è l'anticiclone africano. Nelle ultime estati, soprattutto nelle estati degli anni 2000, ha scalzato quello che era l'anticiclone delle Azzorre, che un tempo caratterizzava le nostre estati. E in questi giorni questa bolla d'aria calda, che l'anticiclone africano non è altro che una bolla d'aria calda e anche abbastanza secca in quota, che dalle latitudini africane si espande liberamente verso l'area mediterranea e l'Europa. Tu ci hai mandato delle mappe? Scusa, possiamo appunto chiedere alla regia di vedere le prime mappe, le prime 2 mappe. E quindi? Esattamente. Allora, come possiamo vedere da queste mappe che riguardano appunto l'anticiclone africano, si tratta appunto di una bolla d'aria calda che dai deserti del Sahara sale verso l'Europa meridionale. Ecco qui, questa mappa mostra proprio quel colore rosso che abbraccia tutto il sud Europa. Quello rappresenta l'anomalia di temperatura della massa d'aria a circa 5.000 metri di quota, quindi a quote molto elevate, e ci indica che quella che sta per arrivare è una massa d'aria molto calda che dall'Africa arriva verso l'Europa, all'altezza proprio della Sicilia e della Sardegna, scivola verso il basso questa massa d'aria, perché questa è proprio diciamo, la caratteristica dell'anticiclone africano. L'aria scende dal basso, si scalda di 1 grado ogni 100 gradi e determina questo aumento delle temperature. Infatti nei prossimi giorni avremo temperature ben oltre la media, anche se la Sicilia sarà presa marginalmente da questa ondata di calore, perché non avremo temperature diciamo da record comunque particolarmente estreme, però il problema sarà l'umidità. L'umidità sarà abbastanza elevata, soprattutto sulla fascia costiera durante il tardo pomeriggio, la sera, e questo ci farà percepire dei valori ben oltre quelle che sono le temperature reali, accrescendo il cosiddetto disagio fisico, soprattutto per chi ha patologie, per i soggetti deboli come anziani o bambini, e determina il cosiddetto effetto afa, che purtroppo caratterizzerà non solo questo fine settimana, ma ecco, l'altra domanda che ti volevo fare era appunto per quanto tempo ci farà compagnia questo anticiclone? Purtroppo questo anticiclone ci farà compagnia per molto tempo, sicuramente da qui fino alla parte finale della prima decade di luglio, quindi intendo da qui fino al 9-10 luglio, poiché è un anticiclone di blocco, cioè staziona sul posto per parecchi giorni e anzi tenderà poi gradualmente a muoversi verso est. In questo momento si trova sulla Spagna, quindi verso i primi giorni di luglio, la prossima settimana, si sposterà verso Levante, quindi coinvolgerà più da vicino anche la Sardegna e la Sicilia, e questo causerà un ulteriore aumento delle temperature proprio a cavallo della parte iniziale del mese di luglio, che sarà abbastanza caldo, con temperature che si manterranno ben sopra le medie di 3-4 gradi, ma addirittura nelle aree più interne della nostra regione, quelle
non raggiunte dalle brezze, ad esempio la piana di Catania, la zona interna dell'Ennese, del Nisseno, ecco lì le anomalie termiche attese per la prima parte di luglio saranno di circa 5 o addirittura 6 gradi sopra quella che dovrebbe essere la media stagionale. Allora, queste le luglio, previsioni per i prossimi 10 giorni che a me fanno tremare le vene ai polsi, perché notoriamente non amo l'estate. Ma invece come sarà tutta l'estate complessivamente? So che le previsioni non si possono fare con grande anticipo, però che cosa possiamo dire? Allora, è vero che le previsioni del tempo, le previsioni vere e proprie, non vanno oltre le canoniche 72 ore. C'è qualche piccola eccezione in estate, nel senso, se io dalle mappe so che l'anticiclone africano o l'anticiclone delle Azzorre ti perdura per almeno 10 giorni, ecco io sono sicuro che per almeno 10 giorni avrò un clima estivo stabile, quindi bel tempo, sole e caldo, e questa più o meno è la previsione di lungo periodo. Per quanto riguarda le tendenze, noi possiamo elaborare delle linee di tendenza per un intero mese o una stagione. Non sono delle vere e proprie previsioni del tempo, cioè non ci indicano esattamente come se oggi sarà pioverà, il cielo. certo. Diciamo, dacci una tendenza generale, fatta questa premessa. Ci danno un'indicazione Ecco. di come si comporterà la stagione, e dalle linee di tendenza, soprattutto quella elaborata dal modello europeo HWF, ecco, subito si vede come l'estate sarà caratterizzata da temperature che saranno ben oltre le medie di circa 1 grado o 2 gradi, quindi sostanzialmente sarà un'estate più calda della media, un'estate dove appunto almeno nel mese di luglio non si dovrebbero avere quei break temporaleschi che generalmente caratterizzano l'estate mediterranea, 1 o 2 giorni e poi riparte il caldo, quindi sarà molto caldo il mese di luglio, e anche agosto sarà un mese con temperature sopra la media. Poi magari verso la parte centrale o finale del mese di agosto si potrebbe vedere anche qualche temporale di calore durante le ore pomeridiane, ma dico, questi sono fenomeni tipici dell'estate mediterranea, questo è un po' che tipico. caratterizzano. Allora, Sì, l'ultima cosa, brevemente, Daniele Ingemi, ti chiedo a proposito invece delle temperature del mare, che anche quelle sono in aumento. Sì, purtroppo le temperature del Mediterraneo anche quest'anno si sono repentinamente innalzate. In questo momento sui mari ad ovest della Sicilia abbiamo temperature superficiali, perché ovviamente questo riscaldamento riguarda la parte più superficiale dell'acqua, i primi 1 metro, 2 metri. Ecco, già si raggiungono valori di 26-27 gradi sul canale di Sicilia, che sono valori molto elevati, e nei prossimi giorni avremo un ulteriore riscaldamento soprattutto dello Ionio e del Tirreno, dove avremo valori anche di 26-27 gradi. Che cosa comporta questo? Questo comporta che qualora nel corso delle prossime settimane arrivasse una massa d'aria un po' più temperata dal nord Europa, ecco, tutto questo calo termico non lo avremo, perché il mare è molto caldo, rilascia calore durante le ore notturne, e quindi le temperature, soprattutto le temperature minime, si manterranno su valori elevati. Parliamo di 25-26 gradi con le cosiddette notti tropicali, e quindi difficilmente, a parte le aree più interne, quelle lontane dal mare, si riuscirà ad avere delle temperature minime al di sotto della soglia dei 24-23 gradi, quindi sostanzialmente è come se fossimo dentro un'ondata di calore permanente. Allora, ringraziamo Daniele Ingemi, meteorologo. Ottime notizie per chi vuole farsi delle nuotate, un po' meno per la fauna ittica, ma a questo andiamo incontro. Grazie ancora. Veniamo adesso invece al nostro ospite Annibale Sicurella. Abbiamo sentito queste temperature, il bollino rosso, bollino arancione, scatta la campagna di prevenzione, i consigli, come vestirsi, cosa mangiare, quanto bere, eccetera. Cioè come noi possiamo prepararci ad affrontare queste temperature. Ma c'è qualcosa che noi possiamo fare non come individui, ma come comunità, cioè come preparare le città ad affrontare queste ondate di calore, perché è una sensazione che avvertiamo
avvertiamo tutti, quando si esce dalla città si sente una sensazione di frescura e non è una sensazione, uno studio dice che c'è una differenza di 8 gradi. Perché? Certo. Perché le città diventano vere e proprie trappole di calore, perché c'è il cemento, c'è l'asfalto, non c'è circolazione d'aria. Quella che in un termine tecnico si chiamano isole di calore urbano. Esatto. Però gli esperti studiano dei rimedi, sicuramente l'Italia non è, diciamo, capofila in questi esperimenti, anche se qualcosa c'è a Milano e a Roma. Che cosa si può fare? Ma guardi, intanto le volevo dire, gli studi sono tantissimi. Dal 2013 al 2024 sono state depositate, credo, 42 o 43 studi sull'esatta correlazione che c'è fra i decessi, soprattutto di persone di una certa età oppure bambini che vivono in città rispetto a quelli che vivono in periferia in un contesto un po' più verde. Leggevo che anche Quindi, adesso i barboni senza tetto muoiono d'inverno per il freddo, ma d'estate per il soprattutto caldo e la per il caldo, disidratazione. certo, è molto più pericoloso. Ovviamente le soluzioni ci sono stati fatti tantissimi studi. Allora, cominciamo a fare degli esempi. Per Allora, esempio, un esempio, c'è un termine che racchiude un po' tutto, si chiama naturalizzazione degli involucri architettonici. Cosa accade? Nelle nuove costruzioni, ma sono cose che possono essere anche inserite nelle costruzioni antecedenti, è chiaro che ogni progettista, ogni architetto o ingegnere che affronta una nuova costruzione dovrebbe già prendere in considerazione quelle che sono le tecnologie di naturalizzazione, prevalentemente verde verticale e giardini pensili. Verde verticale abbiamo delle foto di giardini pensili che avete tra l'altro realizzato, chiedo alla regia di prepararli. Ecco, questo è un verde verticale, per esempio, realizzato a Pietrarsa, e qui sono state usate prevalentemente graminacee. Questa è una fotografia che restituisce l'immagine della consegna del lavoro, cioè è quello che noi chiamiamo un pronto effetto. Quindi come verde verticale non c'è bisogno più, come faceva Patrick Blanc, di mettere la talea che poi svilupperà la pianta. Ci sono dei moduli con delle tasche, ovviamente gestiti dall'impianto di irrigazione, e questo è un altro grande problema. Mantenere? Ma guardi, da mantenere non è tanto difficile, perché le piante in queste sacche di geotessuto sono in genere cespugli a portamento prostrato che vengono utilizzati, e quindi la pianta ha un grosso periodo di sopravvivenza. È chiaro che quando si fa una installazione di questo tipo c'è un 10-15% di piante che potrebbero subire una crisi. Ma una domanda, caso, forse anche da ingenua e da non tecnica, ma i rampicanti che ricoprono le pareti svolgono lo stesso effetto? I rampicanti svolgono lo stesso effetto. C'è un discorso, se prendiamo la vita americana, chiaramente il suo effetto si espleta solamente nel momento in cui è fogliata, perché poi ovviamente d'inverno va in riposo. Il problema del rampicante è più un problema legato all'architettura, nel senso che il rampicante, almeno che non si sviluppi su un supporto, si attacca direttamente alla struttura, e quindi potrebbe in un modo o in un altro nel tempo magari provocare, con il permanere dell'umidità eccetera, qualche danno, mentre quei moduli che abbiamo visto sono completamente isolati rispetto al muro, è più facile da applicare. Vediamo le altre foto, ci sono anche dei giardini pensili. Sì, assolutamente. Che sono appunto le altre soluzioni. Questo cos'è? Allora, questa qui è una foto in Colombia, quando si parla di Greenway, strade verdi o percorsi verdi che servono per fare respirare la città, ma non dimentichiamo che servono anche come corridoi ecologici, quindi per dare la possibilità agli selvatici urbanizzati di poter attraversare il conglomerato chiamato città. Questi corridoi ovviamente sono tutte cose lasciamo questa foto. Estremamente sponsorizzate dalla comunità europea. Ecco, ma che differenza c'è tra uno dei nostri spartitraffico e questo corridoio verde? Abissale, perché noi siamo assolutamente convinti, parliamo sempre di inserimento di alberi, gli alberi ci salveranno. Questo è un altro tipo di logica, questa è una ricostruzione con estrema biodiversità di quello che è un panorama naturale, quindi ci sono gli alberi, ma se vedete negli spazi vuoti dove fra un albero e un altro c'è una copertura integrale di cespugli che, oltre a rigenerare il suolo, mantiene
nel suolo strutturata più umidità, quindi c'è un notevole risparmio idrico. Sono tutte piante irrigate con dei gocciolatori, stiamo parlando dai 2 ai 4 litri di consumo d'acqua all'ora, per cui niente. Limitato. Le piante ovviamente vengono messe più piccole, poi copriranno, occuperanno il loro spazio nell'arco di 2 stagioni vegetative, perché noi progettisti del verde andiamo per stagioni vegetative. Quindi è l'alternanza di alberi e cespugli Esatto, che fa la differenza. perché l'evapotraspirazione è data dalla somma della traspirazione della parte arborea, che comunque ci dà un'impressione di raffrescarci di più perché proietta un'ombra. Certo. Ma la parte di cespugli che ci sono sotto, la loro evapotraspirazione è quella fra virgolette più ad altezza uomo. Interessante anche pensare che loro, sia qui che in Olanda, ecco, questo è il sito di piantumazione, si vede un po' di terra, Questo è giardino pensile? No, questo è uno spartitraffico sempre, questo è sempre, stiamo parlando di verde urbano che potrebbe essere inserito a Catania nelle aree residuali. Il problema è mettere sotto impianto... Mentre da noi mettono le rocce laviche e le pietre spesso nelle da noi, rotatori. allora, la composizione rocciosa, le piante grasse e le piante succulente, ma soprattutto le grasse, quelle spinose che noi conosciamo, sono state create dal Signore per trattenerla l'umidità, per cui loro proprio si difendono e non hanno una grande evapotraspirazione, perché quello che dovrebbero essere le foglie da loro sono trasformate in spine appunto per non traspirare. L'evapotraspirazione è la somma dell'evaporazione del terreno abbinata alla traspirazione fogliare delle piante, quindi più usiamo cespugli, più c'è evapotraspirazione. Invece spesso qui c'è la tendenza a usare le piante grasse perché non hanno bisogno di molto perché acqua. quella è una questione di manutenzione e di apporto idrico. Certo. Quindi se non creiamo continuità fra le zone residuali e un impianto di irrigazione, con i cambiamenti climatici è molto difficile, anche andando dietro a varietà di piante, perché questo è un discorso fondamentale. Dobbiamo iniziarci ad abituare che la paesaggistica è cambiata, non è più quella che conosciamo, perché il clima è cambiato, non possiamo più pensare al giardino con le vaste zone di prato, gli alberi, la siepatura potata e quant'altro. Si va verso un tipo di architettura del paesaggio un po' più naturale che prevede anche più biodiversità e quindi una tutela anche delle singole piante, perché più le piante quando sono diverse non riescono a mischiarsi né patogeni né malattie. Esatto. Quindi, ecco, quello che stiamo vedendo adesso, le ultime 2 foto, questo invece è un giardino pensile. Questo è un giardino pensile dell'Università di Catania. Dell'Università di Catania, e io ho avuto la fortuna di essere stato incaricato come progettista, però ovviamente ho avuto la collaborazione di tutti i professori dell'università, dal professore Cirelli alla professoressa Romano. Quindi qua siamo sul tetto del Dipartimento. Qui siamo sul tetto e questo giardino pensile è un giardino importantissimo. Non perché l'ho fatto io, attenzione, chiunque faceva un giardino pensili lì, perché è un giardino sottoposto a monitoraggio. Noi questo giardino pensili ci darà indicazioni esatte sulla temperatura che c'è all'intradosso e extradosso, a livello della superficie del pavimento, quanta acqua tiene e che tipo di acqua e il livello di purezza dell'acqua che restituisce al pluviale, perché dobbiamo iniziare a imparare dai nostri nonni che avevano tutti le cisterne, che ora sono state trasformate in tinelli, ma la cisterna prima aveva un senso, cioè l'accumulo dell'acqua, la possibilità in un giardino pensili di poter recuperare l'acqua pluviale, quella che noi chiamiamo acqua gravitazionale, che è essenziale nei momenti di siccità, perché a parte le bombe d'acqua, da noi non piove da quasi 4 anni. Cioè se si vede proprio quest'anno ha piovuto un po' di più. Quest'anno è piovuto, ma la concentrazione, e noi dobbiamo vedere i millimetri di pioggia nell'arco dell'anno. Cioè qui c'è la bomba d'acqua che certamente non fa bene neanche all'agricoltura, perché poi avendo un terreno che non è più un suolo e non è tenuto da niente, diventa un elemento inerte che viene trascinato dall'acqua, e per contro abbiamo lunghissimi periodi in cui la pianta soffre il caldo e soprattutto l'aumento della conducibilità dell'acqua che riceve. Allora, per chiudere questa parte, ci sono ancora tante altre soluzioni, se vuoi commentare queste immagini. Queste fanno parte sempre di questi corridoi verdi, quindi dell'abbinamento degli alberi. Ma qui siamo in città o siamo in campagna? Qui siamo in città.
Ovviamente non è la nostra città, Ovviamente. e neanche in Italia, ma siamo comunque in città. E anche questo qui è un altro esempio di Aiola, dove vedete che alla fine sì, c'è l'albero, però il grosso del lavoro e di protezione del terreno lo fanno i cespugli. Sono i cespugli. Poi naturalmente ci sono ancora tante altre soluzioni, fra cui l'asfalto Pavimenti drenato, le superfici riflettenti. Certo. Magari ne parleremo un'altra volta, intanto Assolutamente. però ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi parleremo di come i lavoratori invece devono affrontare queste ondate di calore. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio per parlare dell'ondata di caldo che ormai è arrivata e di come anche affrontarla. Adesso in collegamento con noi c'è Antonio Sasso della CISAL Catania, benvenuto. Mi sente? Grazie, sì, la sento, buon pomeriggio a lei, ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Ecco, l'avevamo invitata perché la CISAL, come anche altre organizzazioni sindacali, stavano reclamando a gran voce la ripetizione di quel decreto che prevedeva lo stop alle attività all'aperto nelle ore più calde. Stop che è arrivato proprio stamattina alle 10 con decreto del Presidente della Regione Schifani, che appunto prevede che in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nella giornata e nelle aree più a rischio per le alte temperature appunto si fermino le attività. Quindi Sasso, siete soddisfatti? Sì, allora noi siamo soddisfatti perché l'ordinanza che l'anno scorso ha emesso il Presidente Schifani dà senso di civiltà e di rispetto dei lavoratori che nelle ore più calde delle giornate possono effettivamente trovare momenti di ristoro. Parliamo di quali categorie? Di quali categorie? Allora, noi parliamo di categorie florovivaistiche, edili e le persone che lavorano nei campi e comunque loro affini. E siamo, ripeto, soddisfatti perché questa ordinanza emessa l'anno scorso e ribadita quest'anno sotto anche impulso della nostra organizzazione sindacale fa sì che il lavoratore possa, ripeto, trovare un momento di stacco dal forte caldo e quindi la cosa importante da individuare non solo sono i controlli sul territorio, che perché se viene fatta l'ordinanza... Appunto, ma chi li fa rispettare questo stop? O comunque nella vostra esperienza negli anni precedenti venivano rispettati dai datori di lavoro? Allora poi lì sta nella sensibilità di ogni datore di lavoro riuscire a comprendere che nelle ore più calde di una giornata siciliana, catanese, non può un uomo non avere problemi dovuti al forte caldo e quindi avere problematiche anche di salute. Però ripeto, l'ordinanza del Presidente Schifani adesso impone dei controlli, cioè i controlli devono essere fatti. Quindi quello che noi chiediamo, sì, giusto, ben vengano le ordinanze, ma dobbiamo anche porre un focus su chi deve andare a controllare o comunque potenziare quei controlli che già sono esistenti. Noi, e torniamo al solito discorso che mancano gli ispettori del lavoro, che sono insufficienti, quindi sempre là andiamo in quell'imbuto. Esattamente. Lì ma da voi i vostri iscritti si lamentano, vi riferiscono che sono stati fatti rispettare oppure loro lo chiedono? Allora, ovviamente il lavoratore chiede giustamente un posto di lavoro che sia degno, che sia rispettoso della persona, e quindi le loro lamentele noi le facciamo, ne prendiamo e le portiamo in evidenza, come abbiamo fatto in questa occasione e come facciamo in tante altre occasioni grazie alle federazioni di cui la CISAL è composta, e pertanto alla fine la CISAL Catania fa sintesi di queste lamentele e portiamo avanti le varie rimostranze che gli iscritti ci chiedono. Chiarissimo, quindi accogliamo con soddisfazione questo decreto del Presidente della Regione che prevede lo stop nelle ore più calde, però naturalmente servono più controlli. Grazie Antonio Sasso della CISAL Catania, siamo in chiusura, torniamo per i saluti da Annibale Sicurella. Un'ultima riflessione: più verde, meno cemento? Una sola parola: restituzione.
Dovremmo iniziare a pensare di restituire un po' di naturalità, visto tutta la superficie che abbiamo sottratto alla stessa naturalità. Se progettassimo e ci muovessimo seguendo quella logica della restituzione, probabilmente avremmo delle città più verdi. E anche più fresche, possiamo dire, che non disturba in questa stagione. Grazie ad Annibale Sicurella, agronomo paesaggista, grazie ad Antonio Sasso del CISAL Catania. Noi ci fermiamo qui, grazie anche a voi che come sempre ci seguite da casa.